Hello everyone, and welcome. We are live streaming from the XYZ Creative Center. Today's episode is going to be in Italian, so activate your automatic subtitles on YouTube. Benvenuti a tutti, ciao, siamo in live streaming dall'XYZ Creative Center in Conegliano. Questa sera abbiamo una serata specialissima. Abbiamo due ospiti incredibili. Abbiamo Loris Altafini di Modern House Record, benvenuto, e il buon Daniele De Marchi che torna a ritrovarci nuovamente. Chi di voi ci segue, insomma, ha già avuto occasione di vederlo molteplici volte live nel nostro show. Sintonizzatevi, c'è una chat live con la quale potete interagire dal vivo con il nostro show. Non siate shy, timidi. Potete interagire dal vivo, fare tutte le domande che volete. Saremo ben felici di spendere insieme questo episodio di Off the Records, che è una serie di episodi dedicata proprio alle storie dietro ai dischi, e questa sera di storie ne abbiamo molte e di dischi altrettanti. Quindi sedetevi, mettetevi pur comodi, e intanto chiedo al buon Daniele De Marchi di lanciare il primo disco della serata che ci godremo, o dell'episodio, dipende poi da dove siete sintonizzati, può essere serata o mattina, dipende dalle parti del pianeta. Ce lo godiamo insieme e poi vi raccontiamo bene questa storia dietro a questo disco. Rimanete sintonizzati e cominciamo subito. Cheers!
right, this was, lo lascio, aspetta che lascio introdurre questo disco a voi. Allora, che disco abbiamo appena ascoltato? Questo è Brainbug. Brainbug, scritto da il leggendario Alberto Bertapelle. Sì. Alberto Bertapelle, in arte Brainbug. Sì. Questo è Benedictus, che è il follow-up di Nightmare, che è il primo grande successo che ha lanciato Alberto in orbita internazionale. Proprio. Adesso ci veniamo a parlare, perché tra l'altro questa sera è un episodio molto curioso, perché quello che ci lega a noi tre è proprio questo personaggio qui, che ahimè non c'è più perché è passato diciamo qualche anno fa. In un'altra dimensione. Sì. Tristemente io mi ricordo ero a Londra, era il 2016 se non mi sbaglio, e ho ricevuto la notizia, mi è proprio dispiaciuto, ma la cosa positiva è invece che nel lungo termine poi ha portato nella sua vita questo Alberto Bertapelle, che ha dedicato la sua vita alla musica principalmente perché era il suo più grande talento, ha lavorato con una marea di artisti, ne parlavamo proprio prima del live, no? Tra cui anche voi due e me. E quindi a distanza d'anni poi ci siamo ritrovati ed è piacevole. È un denominatore comune. È un denominatore comune nella musica del nord-est, diciamo così. Sì, ha fatto tanto, ha seminato tanto, insomma, voglio o no, siamo un po' dei discepoli, no? Quindi sicuramente almeno parlando anche per me stesso, ma credo anche per Loris, ha inciso tanto sulla nostra formazione, su come si fanno i dischi proprio, no? Certo, e anche sul personaggio che era Alberto come persona, che nonostante avesse fatto questo successo in tutto il mondo, era comunque una persona umilissima, alla mano, alla portata, e è una cosa che un po' comunque ha trasmesso anche a me sinceramente, perché si era proprio una bella persona, un bel personaggio. Molto semplice era. Sì, molto semplice, si comportava proprio come una persona qualsiasi, nonostante facesse cose grandi, conosciuto da tutti, ascoltato in tutto il mondo, remixato da tantissima gente. Lui aveva fatto disco di platino in Australia, se non mi ricordo, secondo negli Stati Uniti. No, era disco d'oro in Australia. Disco d'oro addirittura in Australia, sì, esattamente. Poi ha vinto una Winter Music Conference. Con un remix di The Age of Love, altro pezzo che insomma i nostri ascoltatori conosceranno benissimo, andatevelo a sentire perché è molto particolare, non è il solito drittone insomma techno, ma dentro c'è molto romanticismo in quel pezzo là, secondo me, molto molto bello. Secondo me è uno dei migliori remix di Age of Love, al di là del fatto che siamo comunque di parte con Alberto, però comunque molto bello. C'è anche l'obiettività, cioè io mi ricordo, io ho conosciuto Alberto insomma metà degli anni 90, like it was like mid 90s, end of 90s, e ricordo che al tempo dal punto di vista tecnico, a livello di produzione, c'era lui. Cioè per quello studio lì sono passati tutti. Sono passati da Bellini, Noferini, I remember Spiller, everyone. Tantissimi. Ricky, Mister Ricky, mi sembra anche Giuliano Veronese. Che Ricky l'ho visto poco, anzi salutiamo Ricky, ciao Ricky, che l'ho rivisto poco tempo fa, cioè veramente era un pullulare perché aveva un background veramente solido a livello di, come musicista, perché lui era chitarrista. Lui è soprattutto musicista. E due a livello di music production. Non c'erano diciamo uguali con quel livello di consistency, con la velocità con la quale produceva o ti metteva in condizioni di produrre, no? Sì, aveva la velocità, aveva la tecnica e quello che avevi in testa comunque lui lo metteva sul programma, e se aveva un'idea, come nel nostro caso, l'ha sviluppata, e mix e master che suonavano perfetti, cioè cose che sono difficili da trovare, perché comunque è difficile trovare un produttore anche tecnico del suono, musicista, ingegnere del suono. Lui, i dischi uscivano che non serviva fare niente, cioè erano a posto, erano pronti, e anche nel DJ set non serviva fare niente a livello di modifiche di frequenze, niente, cioè i pezzi suonavano benissimo e li sentivi già in studio che suonavano bene.
E infatti, come dico sempre, non basta la buona idea, ma i pezzi devono suonare bene, devono uscire bene dallo studio, anche perché quello fa la differenza, perché se tu vai a comprare un pezzo, non compri un pezzo che suona male. Anche oggi lo vediamo, cioè a volte Sì. io prendo un disco, acquisto un disco, poi magari lo ascolto in cuffia e mi sembra buono, poi lo ascolto con un buon sound system, quando Sì. torno qui o lo testo, dico, Sì, questo sì. bassline, you know, it's Sì. like, it's not full as pieno come pensavo, you know, it's like different. No, sì, è una combinazione secondo me Sì. tra idea e come suona alla fine, no? E voi come avete conosciuto Alberto, se posso chiedere? Come vi siete imbattuti Beh, sì, nell'orbita allora, di Alberto? diciamo che a livello temporale ci è arrivato prima Loris di Ok. tutti e tre noi. Sì. Quindi, Io sempre per amici in comune, in questo caso all'epoca suonavo a Mestre in negozio come si usava all'epoca, varie amicizie in comune, mi sembra che all'epoca sia stato Mister Ricky, ci ha indicato a me e un altro ragazzo, Boris, È piccolo il mondo, alla fine. andate lì che Dove c'è... suonavi? Dove suonavi negli anni Spazio 90 5, erano? sì, gli anni Nice. 90. Suonavo, facevo il lunedì sera, facevo rap, all'epoca non faceva nessuno. no, Mi ricordo nicchia. che sì, di nicchia, proprio di nicchia. Poi è esploso e anche chi faceva altri generi si è messo a fare rap, come spesso accade, no? Yeah. Come adesso con l'EDM che molti sì. sono passati a fare house, gente che prima faceva EDM, non puristi. Io sono sempre stato un purista, cioè, ho sempre seguito il rap e poi sono passato all'house, non ho mai fatto quel passaggio che fanno certi, andiamo dove vanno tutti, no? Ognuno cerca la sua strada. Certo. Tra l'altro poi in questi casi qua è bello perché quando hai una radice forte, quella radice si traduce anche, riflette nella produzione che fai. Sì. No, perché ti stacchi un po' dalla monotonia, perché hai una radice creativa, no? Sì. Ma sei Quindi- passato dal rap all'house direttamente o anche l'hip house? Sai che c'era un No, periodo... sono passato direttamente all'house con tutte... Ti ha flashato, sì. diciamo, tutto... Già all'epoca, va bene, progressive house, hard house, poi deep house, Quindi c'è house. Alberto Sì, che faceva girare sono la sua tutte le chemistry, varie- allora ti ha curato un attimo, diciamo. Alberto, purtroppo non sono riuscito a coltivare troppo la situazione perché quando è uscito il primo disco poi gli imprevisti della vita, io avevo 19 anni, sono partito militare, Alberto Ok. è partito per il suo tour mondiale con sì. Nightmare. Vero, bellissimo, vero. La Amy è positiva. Sì. nel senso. Poi ci siamo comunque visti negli anni, per un po' di anni in studio ci siamo frequentati, però il follow up del primo disco non c'è stato, anche se avevamo preparato qualcosa, non c'è stato il tempo di svilupparlo. E poi comunque dopo Alberto ha preso le sue... Sì, lì ha dovuto veramente dare priorità a Era quel passato a uno stadio molto alto, ha girato il mondo e infatti anche con Daniele quando si parlava l'altra sera che ci siamo trovati di Alberto, sì, ha conosciuto gente insomma non indifferente. Assolutamente. Ma lo raccontava come se fosse sì, Ma l'amico al bar. Era cioè, proprio così, Alberto. era proprio umile, ma proprio il bello di Alberto, secondo me, è che aveva queste potenzialità, ma si comportava come una persona comune, che sarebbe giusto comunque. Sì. Perché sarebbe corretto. Poi era molto schietto perché aveva un Sì. sacco di gente che gli portavano i demo. Yeah. Però se a lui non piacevano, Sì. non c'era, cioè diciamo che sì, poteva anche fare un po' così, fare un po' diplomatico, però alla fine si capiva che il pezzo non gli era piaciuto, no? Sì, era molto pulito, molto però diretto. se c'era qualcosa era lui il primo a dire no, vieni qua un attimo che facciamo sta cosa. E tu come l'hai conosciuto, Alberto? È così, no, nel senso, no, gli ho portato lì un pezzo, io non sapevo, cioè io conoscevo prima il suo, diciamo, nome d'arte, quindi i dischi suoi li conoscevo benissimo, e poi un amico in comune aveva andato a fare delle registrazioni come cantante per dei pezzi suoi, e stava facendo, mi ricordo all'epoca, mi pare fosse una cover di Heroes di David Bowie. E nel frattempo praticamente avevo bisogno di qualcuno che mi facesse un master
ad un pezzo che doveva uscire sulla Cadabra Records, che all'epoca era molto forte, i primi anni 2000, poi non se ne è fatto più nulla, però vabbè, avevano bisogno del famoso master, perché sì. il disco doveva suonare, avevo studiato a casa, però avevo bisogno del master, tornando sul discorso che facciamo prima. E quindi ho portato Alberto perché mi ha detto guarda che là c'è Salto, c'è uno che ha lo studio. Quindi l'avevi già conosciuto quando, non lo studio a Ceggia ma a Cesalto? Io già a Cesalto, sì. Okay. E lui a Ceggia. A Ceggia, sì. io, sì. E nulla, praticamente mi ha detto andiamo da questo personaggio così, ti ripeto, no? Ma poi quando ho saputo che era Brainbag sono rimasto, ma com'è possibile che Brainbag sia a Cesalto? Cioè siamo attaccati praticamente. Vabbè, insomma, il portato da sto demo, gli è piaciuto, anzi mi fa, stava facendo altri lavori, come ti ripeto, in studio, mi fa lasciamelo qui, e abbiamo lasciato... Che anni erano questi? Questo sarà stato, io avevo già fatto un primo disco con l'Expanded a Bologna, e quindi era 2001, giù di lì. E tra 2001 e 2002. E gli ho portato questo disco in CD, mi ricordo, e l'ho lasciato lì. Gli ho detto guarda, è tutto flat, cioè proprio con i livelli minimi, in modo che tu possa lavorarci e fare un master. Sì, fa lasciamelo qua, e che poi ci risentiamo, no? Che poi appunto ti dico quando venivo a prendere che è pronto, lui mi faceva il DAT, perché il DAT era il formato per dare alle stamperie, no? Ah, tu sei con il DAT, pensa a te. Sì, Grande. abbiamo un DAT. Grande. Digital Audio Tape. Yeah, exactly. E nulla, dopo una settimana così mi chiama e fa, sì ciao sono Alberto, se vuoi è pronto Da niente. è pronto, sì perché misurava le parole anche al telefono, sì, no? Fa, sono persone in studio perché il demo è pronto. Vabbè, sì, il master è pronto, vabbè, passo lì, mi dà il demo, sì, il master, insomma ci accordiamo su quello che era il conquibus e tutto quanto, poi prima di andare via mi fa, ma l'hai fatto tu sto pezzo? Ho detto sì, l'ho portato qua io, ho fatto io, no, perché sento che hai lavorato bene, tutto quanto, io sto cercando un DJ con il quale appoggiarmi per poter fare un po' di produzioni nuove, che sicuramente hai la mente più fresca rispetto alla mia. Lui non è che fosse Matusalemme, però già era 10 anni più di me, e poi io lavoravo in discoteca e quindi avevo le idee giuste per la pista, così, e da lì insomma si sono intersecate. e da lì è nata sta cosa. Quindi in realtà io poi i pezzi che ho fatto con Alberto sono nati lì insieme, abbiamo lavorato molto insieme, invece da quello che ho capito Loris ha portato già una bozza di idea che gli poteva piacere e poi l'hanno finalizzata insieme, invece io i miei dischi con lui sono nati e finiti lì insieme. Poi lui mi diceva i suoni da mettere, tutto quanto, lui si occupava di tutto l'arrangiamento, la stesura me la lasciava fare a me, proprio perché la stesura era roba del DJ. Sì. E quindi quello lo lasciava fare a me. Però insomma poi continueremo col discorso, ma ce ne ha insegnate di cose, insomma. Sì, metà anni 90, inizio anni 2000. Sì, io sono arrivato dopo di lui. Sì. Però lui ha fatto un pezzone con Alberto, diciamolo. Abbiamo anche la copertina. Un pezzone fatto con l'Amiga 500 espansa a 1000. Tanto io metto su. Questa qui era esattamente giusto per sempre tornare sul discorso che spesso se vuoi farlo vedere, non sono i mezzi ma le idee a fare le produzioni. Assolutamente. Ecco qua. Nome del progetto? Bloris. Questo qui invece che disco è? Aspetta, lo facciamo vedere. Ecco. Questo è un disco hard house, non progressive hard house. Ok. Un'idea che abbiamo avuto io e Boris. Infatti quando è stato il momento di decidere il nome del progetto, Alberto è stato molto risolutivo, istantaneo. Tu ti chiami Loris, lui si chiama Boris. Bloris, a posto. E come lo chiamiamo? Progressive Disease. 2 tracce. Mettilo pure su, poi quale lato? Usare cleaning tool if you want to give it a go. Quello che è il suono, quello che ti dicevo, è di qua? Sì, mi sembra di sì. Lo ascolto allora, intanto che voi parlate. Mettiti pure in cuffia, Dani. Sì, se sono in grado. Allora, questo qui che stiamo per ascoltare è quindi un progetto che avete creato voi due con Alberto. Sì, abbiamo creato noi due con l'Amiga 500. Che anno era?
96, 96. settembre 96. Prodotto a casa mia con l'Amiga 500, poi è stata campionata. Il mitico Amiga. Sì, tutti i suoni comunque esterni, no? Campionati, perché all'epoca ci si arrangiava con quello che si poteva. Campionati, poi Amiga campionata da Atari in studio di Alberto. Abbiamo portato l'Amiga col monitor, è stato campionato ogni singolo suono e poi Alberto ci ha lavorato e ha aggiunto del suo, ovviamente poi facendo anche mix e master. Ci siamo. Sono state fatte 2 versioni. Il NES. Ma la TA1, ma la TA2, giustamente, il NES 1. Alright, Alberto allora, era molto veloce sul decidere i nomi dei pezzi. Sì, anche con me, effettivamente. Sì. io ricordo che comunque lui era, perché l'importante era l'esperienza musicale, era ogni disco come un incantesimo, una pozione, no? Che doveva trasmetterti qualcosa, portarti in un mood, un'esperienza. Il titolo era quasi secondario, Sì. Se vuoi, È ma vero. questa è una cosa che proprio mi sono portato dietro. È vero. A volte ricordo eravamo seduti davanti al computer e mi diceva, no, you like this? I said, yeah, me neither, like, I know. Sì, se non è buono non funziona, no? Però la chemistry deve esserci, e quello era perfetto, perché ti orientava subito su alcune scelte a livello di produzione. Questa non è la traccia su quale dobbiamo andare, andiamo di qua, e arrivavi molto più rapidamente a un Sì. prodotto di qualità. Sì, è vero. Allora, cosa dite? Ci ascoltiamo questo disco? Assolutamente. Allora, vai, lo lascio annunciare a voi. Enjoy. We are streaming live dal XYZ Creative Center di Conegliano questa sera, in compagnia di Loris Altafini di More Than House Records e Daniele De Marchi. Il titolo? Loris Progressive Disease. Enjoy.
Alright, what a trip, man! Che disco incredibile! Che disco incredibile! Beh, allora, questo qui, cioè, è un condensato, no, dell'esperienza, definirei quasi progressive, Sì. degli anni, pieni anni 90, perché che anno è uscito questo 96, disco? 96. settembre 96. Right? E tu hai una bella storia di questo disco qua, cioè eri tu, Alberto Bertapelle, Sì. right? And then tu eravate, dove eravate A Ceggia. a Ceggia, Sì. ma poi siete andati in club, siete andati all'Area City? Sì, allora Alberto ogni all'Area tanto... City del tempo. All'Area City, che era, penso, la numero 1, no? Yeah. In Italia, a Mestre, che tra l'altro è la mia città natale. E discoteca piena di gente, Marco Bellini in console. Packed. All'epoca, cioè, proprio l'apice della Progressi, l'apice delle discoteche. E niente, Alberto fa andiamo fino all'area, va bene? Come l'ha detto tu che avevi No, me la fa meglio lui. Come la fa Danny? Andiamo all'area. All'area. Prendi da Ceggia, vai all'area. Io, Boris e Alberto, e c'era Marco Bellini che metteva questo pezzo, tra l'altro anche altri pezzi fatti in studio da Alberto, che ha fatto Marco Bellini con la Mammut, c'era tutto questo genere. I remember that. E un'esperienza High-tech fantastica, funk era. perché comunque io avevo 20 anni e insomma avere il tuo pezzo su una discoteca praticamente numero 1 in Italia, nel momento giusto, al posto giusto, Sì. dove la gente ballava e era interessata ancora alla musica. Che, tra l'altro quel pezzo lì, no? Ne parlavamo prima, è uscito anche in classifica è uscito Trend Discotech, che Sì. era il magazine di riferimento al tempo. Sì, Cioè, Trend sì. Discotech aveva, mi ricordo, c'erano delle pagine con le classifiche, Sì. no? Techno Dei progressive. club, delle discoteche. Dei Ma anche DJ. discoteche, Sì, bravissimo. dopo c'era i DJ Progressive, DJ Sì, House, sì, che all'epoca, come sì. hai detto tante volte, era molto settoriale la Molto cosa. settoriale all'epoca, Sì. ma E infatti era c'era tutta questa... mashup, esatto, di questo sì, Non so dirti se era meglio o se era peggio, però era così. all'epoca. secondo me era meglio, perché comunque tanto avevi la gente interessata a un genere e seguiva il DJ. Cioè sapevano, che ne so, che Marco Bellini suonava là per fare riferimento Sì, a sì. Marco, e andavano là. Sapevano che l'altro faceva house, e andavano, cioè c'era tutto molto più settoriale. C'era Diciamo anche la che- commerciale, però Però è giusto questo punto, cioè,
io mi ricordo le esperienze musicali erano ben definite. Esatto. Cioè tu andavi all'area, non è che dicevo andiamo, vediamo cosa... Speriamo che mi mettano reggaeton. Sì, esatto. You know what I mean? Bravo. Like, you know, was like, you're not gonna go there. Cioè, E non- nessuno andava da DJ a dirgli Bravo, metti metti su su sto un pezzo pezzo. che non c'entrava nulla con la Esatto, programmazione. esatto. No, Neanche perché si permettevano. c'era una cultura dietro i club, no? E poi il disco qua è andato anche nelle classifiche di settore, che poi c'era le radio che proponevano i programmi A tal dedicati, proposito, no? A tal Sì. proposito, condivido. Allora, guarda, condivido bellissimi, tra l'altro questi sono Dell'epoca. Dell'epoca, perché sono evidenziati, li avevo io ancora giovincello nel mio studio casalingo. Ieri. Queste qui sono Ieri, le perché- classifiche di Italia Network. Radio Italia Network, perché era uscito in esclusiva sul programma 100% rendimento di Cristiano Orbostel all'epoca come disco warm up, quindi disco più importante in rotazione nella settimana di 100% rendimento. È stato in classifica un mese. A casa ho anche la cassettina con tutti i E all'epoca passaggi. se lo passava il Borstel, insomma, 2 dischi li vendevi poi. Sì. Poi l'hanno passato anche le altre radio, perché comunque Radio Italia Network all'epoca Sì. era un riferimento per tutti noi, no? Sì. E parlando di cassettine, qui ci avete portato 2 bellissime gemme che ti do in Sì. mano, così ci puoi raccontare la storia dietro. Sì, allora, questa era la compilation dell'Area City, Ok? C'eravamo- che sì, insomma, non roba da poco, curata da Alberto comunque. Scriveteci sono in chat chi ce l'ha. moltissime avete produzioni l'originale, da C'era Alberto. il Scriveteci CD in cassetta. C'erano i CD. In cassetta. Allora io fino a poco tempo fa dicevo devo comprare su Discogs il CD. Poi ho scoperto che adesso vanno di moda le cassettine. Ho detto, cavolo, Se la viene a casa cassettina mia di disco trova il non lo CD. prendo neanche. Se viene a casa mia trova il CD, vedi? Vedi. Condividiamola intanto, la metto Sì. qui e dopo l'altra cassettina invece. Invece questa era una compilation 7 Days in One Week, che era un pezzo uscito all'epoca, aveva dato il nome alla compilation, e anche qui c'era il nostro pezzo, anche questa è una compilation. Perché i brani quando uscivano, Esatto. diciamolo per quelli i ragazzi più giovani, quando usciva un brano non finiva su Spotify come adesso, che è un Esatto. raccoglitore, una grande compilation Spotify. Una volta doveva uscire su una compilation che veniva selezionata da o una label o un O un DJ, DJ, che poi lavorava per una esatto. label, e era soddisfazione insomma avere un pezzo che veniva messo dentro anche su una compilation, perché voleva dire che il pezzo stava anche funzionando, Esatto. veniva riconosciuto, e poi c'era una compilation anche all'estero, insomma, Esatto. quindi ti Poi- permetteva di avere un respiro più ampio, no? Poi giravano anche di più i pezzi, perché magari uno prendeva la compilation per dei pezzi e scopriva sì. il tuo. Sì. Quindi è un po' quello che insomma ha fatto Spotify poi, no? Con i gusti musicali. Certo, certo, qui guarda, condividiamo anche proprio il close up di queste 2 gemme. Pensate che mentre succedeva tutto questo, lui era a fare militare. Esatto, sì. Sì, seguivo Per tutto, cui ho detto, "Yuhu!" tutto un po' distaccato, però... Ascolta, raccontami la storia curiosa dietro a questo disco. Invece c'era qualcuno che ti diceva no, questo campione Sì, l'hai preso- c'era una ragazza al negozio lì di dischi e di vestiti, che quando lo mettevo, questo pezzo è copiato dalla pubblicità della Levi's. Ma in realtà non è copiato, perché il pezzo è originale al massimo, perché è una parte fatta da noi con Amiga 500 campionando cassette, quindi e Però- in più cose aggiunte da Alberto No, come no, Expander. chiaro. Sai qual è la cosa curiosa che vedi? Era un altro mondo, perché internet insomma è proprio gli albori, Sì. right? And then quello che era l'associazione che la gente normalmente aveva era o con la radio o la Sì. TV, Sì. Sì. right? Parlavamo prima, no? Anche Alberto ha fatto canzoni, tracce per spot televisivi. Sì. Quello era l'input che Sì, sì. ricevevi. Quindi per l'associazione, ovviamente uno pensava, oh, sembra la musica dello spot X. Sì. Oh, E i sembra riferimenti la- erano quelli. Sì. Quello era. Però la cosa interessante è che forse se ne parlava forse di più così che non adesso, che Yeah. c'è tanta Sì. roba in internet, no? Era poca roba. Come tanti precisa. analisti parlano, forse il troppo distrae troppo, Sì. cioè nel senso che non c'è il focus veramente, non riesci ad avere un focus, a farti un'idea precisa di quello che è un suono del momento, esiste talmente tanta roba che uno va in confusione, no? Quindi...
Sì. Ma voi che come me, insomma, avete vissuto, diciamo, quell'epoca nella quale siamo usciti nell'era d'oro, forse del club, nella quale è Sì. arrivato proprio all'apice, no? Sì. Fine anni 90, inizio 2000, poi È è calato. entrato un nuovo, siamo entrati in una nuova fase. Sì. Cioè, le cose che, diciamo, ricordate o conservate meglio nei vostri ricordi, che dite, ok, queste sono dei proprio, come si dice in italiano? Takeaways, no? Queste sono delle cose che veramente, di cui possiamo fare tesoro, e che forse oggi, anche se c'è molto più rumore, molta più musica, molta più produzione, perché l'accesso si è abbassato, la barriera all'accesso si è abbassata, di questo possiamo fare tesoro, di questo, no, su questo possiamo continuare a utilizzare, no, queste cose che abbiamo. Cosa ricordate di più, che dite, questa è una cosa genuina che, yeah. Dai, chi risponde prima? Poi Go for it, go for it, Danny. Ti vedo lì che Vai, sei vai, fremendo. ce l'hai. No, posso dirti che io sinceramente ho un'idea molto chiara di quella che è stata la musica, chiamiamola discoteca, cioè nel senso, adesso si parla molto di club, una volta si parlava molto di più di discoteca, no? Quindi ho un'idea molto chiara di quella che è stata la musica che arrivava per le discoteche da fine anni 80 fino al 2005-2006. Poi comincio ad avere più confusione in testa, cioè perché comunque forse ero anch'io che la vivevo più intensamente, poi per un discorso anche anagrafico, eccetera, però c'erano dei periodi in cui si evolveva la musica, arrivano delle sonorità nuove e per un anno o due tenevi quelle sonorità, poi cambiava di nuovo, cioè siamo passati dalla prima house, dall'hip house che parlavamo prima, poi la prima house, che comunque c'erano degli albori di proto techno, poi c'è la prima techno, poi siamo andati sull'underground, poi è arrivato dall'underground alla progressive, che poi sono tutti nomi che diamo noi in Italia, per carità, per cui non è una cosa internazionale, però in Italia chi ha seguito il movimento ha ben chiaro questa cosa qui, no? Poi siamo tornati in un periodo verso fine anni 90, siamo andati più sulla trance, su quelle cose un po' più melodiche, che comunque erano sempre una branca della progressive più melodica. Poi siamo andati più sulla techno, poi è arrivata la minimal, e poi l'electro house, e poi mi perdo. Cioè, l'EDM. Sì, l'EDM più grosso movimento. Cioè, in quel caso, però, quello che era... però voglio dire... Era il focus, forse il focus che avevamo in quel periodo, che come best practice, come... Cioè una volta non andavamo non c'era internet per dire aspetta, fammi sentire l'ultimo disco, l'originalità, diciamo. Non so, French Touch, che poi French Touch appunto è nata a fine anni 90 con i Daft Punk e primo Bob Sinclair, eccetera. Daft Punk, Alive, remember the track? Sì, right. 93, 94. Sì. Quando io la prima volta che ho sentito quel pezzo, che hanno messo la puntina, ho detto, cos'è questo sì, disco? tuttora è un disco che, certo. Perché era un pezzo originale, esatto. non aveva nessuna connessione con quello che era venuto prima, faceva il meglio di quello che era i synth che erano al tempo utilizzati. Sì, ma poi... Ed era in chiave molto avanti e spaccava proprio per quello, perché ma è pazzesco, parte con una cassa, poi gli entra dentro un'altra, poi c'è dei giochi di delay, tutto fondato su quello, perché non ha una melodia definita, tutto originale. Se tu provi a rifarlo è no, impossibile. Penso anche loro che non siano in grado poi di farlo. Poi è un B-side, quindi ma quello veniva l'originalità, quel disco lì, un disco, quello è l'emblema di come un disco che nasce come sperimentale per le piccole situazioni dove provavano anche agli albori Daft Punk, da cui è nato poi Homework, però è tutto un discorso di tracce sperimentali. Se tu pensi che quel brano lì poi te lo trovavi al Diamantic in sala commerciale, perché lo suonavano anche... È diventato mainstream. Sì, ma è incredibile, no? La storia che può fare un disco e di come in realtà la gente possa essere anche in qualche maniera educata a un certo tipo di musica. Io su questo ci credo ancora adesso. Per cui quando sento dire ma adesso va questo, bisogna proporre questo, secondo me tanta responsabilità lo ha anche chi mette la musica alla fine. Infatti mi riallaccio al discorso e mi collego anche al discorso delle discoteche, dei club. Una volta il DJ non aveva
paura di proporre musica nuova e di creare la situazione, no? E lo facevano spesso anche i DJ resident questo. Assolutamente. Anzi, soprattutto i resident. col discorso di anche un discorso economico, poi bisogna guardare anche il fatto che spesso si guarda al guadagno rispetto a creare la situazione, secondo me. Sì. Quindi se il DJ fa un certo tipo di musica che porta alla massa, quindi più guadagni, finisce quello che è la sperimentazione e provare a fare una nuova situazione. Sì. Infatti a me sinceramente degli anni 90 manca questo, cioè la sperimentazione e un posto che un locale, un club, una discoteca, che parta da zero con delle idee, con un genere che si crea al momento comunque. Manca questo secondo me. Cioè abbiamo tante situazioni uguali e poi anche far diventare i DJ superstar è stato secondo me un errore gravissimo, perché hai situazioni di DJ bravissimi che suonano a basso costo e DJ che alla fine spesso fanno finto anche di suonare, che prendono cachet incredibili da superstar, da rockstar, cioè ormai i DJ hanno sostituito le rockstar negli anni. Quindi sì, ricreare, secondo me bisognerebbe azzerare e ripartire da zero. E la gente non è come pensano molti, rilascio il tuo discorso, che gli devi dire cosa ascoltare. La gente capisce le cose, cioè si educano in base a quello che ascoltano. È ovvio che su una radio mi mette 100 volte al giorno un pezzo, ti entra nella testa anche se non vuoi. Però poi è chiaro che la gente va dove va la massa, quindi per forza uno, tra andare sul locale dove sono 3 persone e andare uno dove sono 3.000 persone, andrà sempre dove sono 3.000 persone. Però secondo me è proprio lì, tra le 3.000 persone bisogna buttare un seme, esatto, e cominciare a coltivare, rischiare un po', di no? perdere per i primi tempi la gente, però sai che stai seminando un progetto di un club, sì, o comunque di un genere che ti seguono, cioè, sì. se no è tutto un copia e incolla, no? Sì. Puoi mettere benissimo sulla classifica di Spotify. No, così stiamo annientando secondo me il lavoro del DJ, perché che è la non selezione. ha un locale che tanto comunque guarda appunto al cassetto, dice boh, piuttosto di pagare uno, Esatto. per quanto poco lo pago, boh, mi faccio una buona selezione con Spotify, che adesso comunque ci sono tutti gli algoritmi, i famosi algoritmi. Sì. Una volta c'erano i ritmi, adesso abbiamo gli algoritmi, capito? L'intelligenza artificiale. E quindi con che quello voglio vedere io poi come finirà, perché cioè l'esperienza si va ad appiattire tutto. L'esperienza che appunto deve dare il club o comunque qualsiasi posto dove c'è aggregazione, è un'esperienza che deve essere un qualcosa che mi fa A, alzare dal divano e andare fuori, e B, rimanere nel locale e portarmi a casa appunto un bel ricordo di quella serata. Esatto. Se io ricordo che in quella serata ho ascoltato le stesse cose identiche che ho ascoltato la sera prima, o che ho ascoltato nel bar in parte, che ho ascoltato 2 giorni prima, cioè io non lo so, cioè non è più, sono io che non capisco, non è però più una come si dice, un'esperienza. Se tu perdi l'esperienza delle cose, diventa di una piattezza infinita. no, ma c'è questo diciamo, questa situazione così piatta in giro, no? Per cui c'è bisogno, secondo me, E c'è chi vorrebbe rischiare, Sì, però facciamo tutto nel buon fascio, no, per carità. però non trovano lo spazio, oppure gli vengono tarpate le ali subito, e quindi sì. Secondo me manca proprio questo, che dovrebbe proprio esserci una rifioritura Guarda, a me fa molto piacere, infatti mentre vi ascoltavo sono andato a scartabellare e ho trovato nell'archivio proprio quel pezzo Alive dei Daft Punk, dall'originale del 97, credo di aver preso questo disco. Sì, è uscito credo 96-97, sì. Però è live, credo sia il 93 la prima stampa su Soma. Poi la licenza italiana era su UMM invece. La cosa bella è che a me è piaciuto, insomma, io ho dato un po' là, però in effetti è proprio quello, cioè il riuscire anche la situazione di cui parlavi prima tu, no? Quando siete andati all'Area City, c'era Bellini, c'era Alberto Apelli, la situazione che era creata, era
unica. Sì. Non c'erano uguali, non potevi replicarli. Cioè essere là era per noi come si dice, una situazione Super appagante. super E appagante, questo bravo. anche a mio avviso adesso, perché magari è un po' più facile, no? In un certo senso, una volta quando acquistavi un disco, innanzitutto, e anche tuttora comunque è un investimento, perché non costa €1 un vinile, no? Per dire, quindi uno già ci pensava che investimento fare, come che Sì, palette sonora creare nella tua bag da DJ. esatto. Ma anche il club stesso, cioè l'unicità attraeva, e più unica era quell'esperienza, più immersiva era quell'esperienza, più c'era anche un ritorno Sì, economico poi. se alla tu fine, vedi right? adesso- Si moltiplicavano le cose. C'è gente che veniva, cioè, da tutta Italia per andare a visitare adesso Certe no, discoteche ci si qui in muoveva- Veneto, cioè, Sì, erano ma uniche. se tu vedi adesso è più un'esperienza visiva che Right, non quella yeah. musicale. Esatto. E lo dice il fatto che anche io, quando mi trovo con ragazzi, nuove generazioni che vogliono fare musica, pensano prima all'immagine e poi alla loro unicità, alla loro originalità. Yeah. In realtà se vai ad ascoltarli sono uguali a molti altri, magari, no? Yeah. È un prodotto magari anche che suona bene, però non ci senti nulla Sono di nuovo. E insomma, creare un'immagine non è che tu c'hai Andy Non è Warhol nella stanza a fianco che ti crea un'immagine. Per cui sì, sono d'accordo che sicuramente rispetto ai tempi nostri o a tanti altri DJ, chiaramente una volta dovevi uscire dalla musica e adesso magari non è più così. Però secondo me bisogna dargli il giusto peso, non che sia una cosa, No, poi, capito? sicuramente l'esperienza visiva, il light show, whatever it is, è un valore aggiunto, può aiutare, ma non deve rimpiazzare quello Esatto, che non deve essere la cosa primaria. è. Exactly. Cioè, prima il contenuto e poi il contenitore, dico sempre, no? Quindi sì, anche con i social questa cosa si è amplificata, i followers, finti followers, presunti followers. Cioè, come dico sempre, è inutile che hai migliaia di followers, poi non conosci neanche nessuno, cioè, non ti conosce di persona la persona, Yeah. capito, no? Torniamo un po' alla radice. Allora, sì. adesso ci ascoltiamo un Sì. po' di musica. Sì. Cosa dici? Ci ascoltiamo live The Daft Punk. L'ho ascoltato miliardi di volte, ma non mi stufa mai. Chi non l'avesse ancora sentito, e forse qualcuno c'è, right? Perché noi partiamo da un'altra generazione. Se ma ci magari- sta vedendo chi so io, so che apprezzerà sicuramente. Alright. Allora ci godiamo questo bellissimo pezzo Alive dei Daft Punk. Siamo live dal XYZ Creative Center in Beautiful Conegliano, Italy. Off the Record Show questa sera con Daniele De Marchi, Loris Altafini di Modern House Records. Enjoy and feel free to interact in the chat. Take it all in.
Light, da Che trip, ragazzi, right? This was a crazy track. Cioè, io mi ricordo un viaggio extrasensoriale, no? Sì. Ecco, questo qui è un po' quello spirito, no? Che dicevo, che poi adesso pensiamo anche al discorso, no, che facevamo poco fa. No, tu dicevi, adesso i DJ sono come rockstars, yeah? Ma in effetti, uno, perché a livello di tecnologia, live shows, cioè, tu vai a un evento techno dove c'è un techno DJ, it's like a rock concert. La potenza che hai, l'esperienza a livello sonico, it's like a rock concert. Sì. You know what I mean? Sì. Quindi sì, da quel punto di vista, però a me personalmente manca questo tipo di esperienza sonica. Anche a me. Right? Quindi condivido volentieri questa storia proprio con la mia speranza, wishlist. la speranza che ci siano veramente dei nuovi progetti uno che escono, switch, ma con quel tipo di innovazione. bravo. Right? Adesso allora facciamo invece un passo un po' più da vicino in quello che ci porta qui questa sera, perché allora voi due adesso avete qualcosa che bolle in pentola, no? Allora partiamo dal fatto che c'è questo bellissimo progetto che si chiama More Than House Records. Che cos'è? Come è nato? Vabbè, allora semplicemente un'etichetta house, per il momento di musica liquida, digitale. È nato dall'esigenza di poter pubblicare quello che io sentivo, quello che io volevo. All'inizio pensavo per cose mie, poi alla fine è stato tutt'altro perché non ho più il tempo per produrre, perché mi impegna molto tempo e quindi ho proposto un sacco di artisti in questi quasi 6 anni, ad aprile sono 6 anni, marzo-aprile, che la label è aperta. È partita tutta da zero, complice anche il tempo disponibile per il lockdown, i sabati e domenica a casa, quindi ho potuto sviluppare la grafica e quant'altro, le selezioni, e poi nel tempo si è evoluta da sola, insistendo, come dicevo a Daniele, sempre insistendo nel pezzo, cioè sempre ogni settimana, ogni 2 settimane una release, non troppi generi, perché credo che, allacciandosi al discorso di prima, sia fondamentale avere un'identità, sia come artista, sia come DJ, sia come artista, come produttore, sia come etichetta, cioè quando uno va nei portali a comprare qualcosa sa che quella label propone quel tipo di sonorità e va subito là, anche perché, come dicevamo prima, escono migliaia di tracce ogni settimana, migliaia di tracce, e non c'è una selezione accurata, nel senso che magari con master che lasciano a desiderare, produzioni insomma non proprio ok. Tantissime label, ormai quasi tutti gli artisti cercano di aprirsi una label, magari la seguono il primo periodo, poi la lasciano andare. E il trucco sta proprio nel essere costanti, proporre la propria musica, la musica dei propri artisti, ed essere costanti ogni settimana e non far uscire qualsiasi cosa pur di far catalogo, seguire una linea. E questo in questi anni ha portato ad avere il suo pubblico, l'etichetta, e quindi mi dà parecchio lavoro anche a livello di selezione di demo, perché arrivano tantissime cose. Infatti dicevo prima a Daniele, prima di venire qua ho ascoltato dei demo e devi fare una selezione. Poi gli artisti fanno a volte anche fatica a introdursi, quindi anche noi che abbiamo le etichette, confrontandomi con gli altri R delle label, già abbiamo cioè, sai cosa non ascoltare, no? Anche per una questione di rispetto ti arrivano mail in copia e incolla con altre label, e quindi quelli già li scarti, link privati su SoundCloud dove hanno già, che ne so, 30 ascolti, li scarti, perché comunque... Ragazzi che producono, segnate queste cose qui. Sì, segnateveli, perché poi bisogna anche sapersi presentare una label, perché comunque uno deve anche capire che dietro alla label ci sono delle persone che ci lavorano
e devono anche cernitare, capire, se già si parte col piede sbagliato, non è per essere, insomma, però bisogna anche inquadrare un attimo il lavoro, no? Devi essere tu che mi fai vedere che hai interesse ad uscire con la mia etichetta. Che hai fame, no? Che hai fame e hai voglia di uscire con la mia etichetta. Magari anche conosci l'etichetta che Certo. effettivamente vuoi uscire con un progetto perché è il miglior fit per quella label, right? Certo. Perché se la mando a 30 altre label... Bravissimo. Per dirti, Cioè- io conoscevo prima la label che poi lui, cioè nel senso, conoscevo prima il nome della Questa è una label, storia curiosa. dopo ne parliamo, Yeah. ma questo fa onore a Loris, il lavoro che fa, nel senso che ovviamente personalmente ci conosciamo da poco, anche se c'è una buona empatia, un buon feeling, però tutto nasce da lì, no? Dal fatto, io come, posso riallacciarmi al tuo discorso, io come produttore cerco magari delle label che possono essere affini al mio modo di fare musica e al mio modo di propormi, perché poi guardi anche come l'etichetta propone, che tipo di marketing, tra virgolette, fa, come si muove sui social, eccetera, le uscite se le fa appunto sporadiche o se le fa regolari, e ovviamente, perché no, anche la posizione in classifica, perché chiaramente tu dici, boh, esco con l'etichetta Piripicchio, che magari non la vedo mai da nessuna parte, se fa parte di un circuito particolare, ok, ma come per esempio quelle delle uscite su vinile, può essere un'etichetta che non ha tutta questa visibilità perché già è di nicchia di natura sua, diciamo. Però quelle che escono in digitale, viva Dio, guardi, guardi la posizione in classifica e vuol dire che l'etichetta si sta dando da fare con promozione e con quant'altro. E quindi insomma, bravo Loris che insomma sta lavorando Grazie. veramente. Allora, intanto, sì. mi sto tutto d'accordo con te, bellissimi questi consigli e da segnarseli giù tutti. Sì, Perché ragazzi. arrivano da due persone che hanno fatto dischi, insomma, da una vita si può dire, perché Insomma, vecchietta io. eravate forse. piccolini quando sì. Avevamo ancora i capelli neri, come si usa dire. Esatto. Alright. Dal punto di vista di label, entrambi di produttori e anche entrambi DJs, quindi voi avete vissuto tutto lo Sì, spettro. abbiamo visto un po' tutte le situazioni, io credo anche un po' i classici fuochi di paglia, no? Poi Yeah. posso dire che Loris è uno serio perché, no, a parte che io ho mandato come tutti gli altri la mia demo, non è che... Però io ho mandato di due demo Loris me ne ha preso uno, nel senso, non è che faccio differenze, capito? Quindi, ma io ho rifiutato perché le giustamente può essere che un brano sia interessante, cioè sia bello di per sé, ma non sia giusto per l'etichetta sua. Esatto. Quindi, capito, è chiaro che poi un produttore, anche lì, non dico questa cosa, lo sento dire ai ragazzi, non fate il brano per la label, cioè fatelo, chiaramente magari ascoltatevi quello che fa la label, ma comunque proponetevi qualcosa di vostro, che può essere adattabile alla label, poi l'A&R lo decide lui, se alla parola finale c'è da lui, chiaramente dice, boh sì, può andare a me oppure no. E quindi quello è il primo step, questa è la scrematura che deve fare il producer, però ci sta anche di prendere i no, cioè nel senso che tu magari sei convinto che possa andare per la label, ma non va bene. E ti fa crescere come artista, ti fa crescere. Io ho rifiutato Cioè. le prime release di alcuni che adesso sono sempre in classifica, cioè, le prime tracce non erano, non dico che non erano all'altezza, però non avevano l'arrangiamento giusto, non avevano il master giusto. Poi anch'io ho fatto uscire delle release che magari mi aspettavo fossero migliori, o all'epoca mi andava di fare uscire quelle tracce lì. Sì. Però insomma, dopo col tempo capisci anche cosa può essere che può andare o non può andare. E poi come hai fatto con me, dai dei consigli anche, perché il pezzo mio aveva una sua, cioè la struttura è quella che poi uscirà. Però poi parlandosi insieme c'era qualche elemento che magari non era prettamente in linea, parliamo veramente di cose tecniche, adesso qua non sto a parlarne. Però ho preferito dire, io guarda, le faccio io, non c'è nessun problema, faccio queste due modifiche e poi ho fatto fare il master, eccetera, e poi ne parleremo quando andremo a ascoltare il brano. Sì. Però per dire insomma che c'è anche, parlo veramente per nuove generazioni, perché come Loris ha parecchi feedback anche lui, è bello anche parlarne e dare anche questo excursus alle nuove generazioni, che non si sentano che il pezzo sia arrivato nel momento in cui glielo dai. Perché anche lo stesso Alberto ci raccontava Bravissimo. che anche lui i pezzi comunque li sistemava prima di darli alla label. Esatto.
perché magari, chissà, magari il produttore vede le cose alla sua maniera, ed è giusto che le veda alla sua maniera, che è una maniera prettamente artistica. Il discografico ha invece una visione un po' diversa, quindi le due cose si devono un po' legare. Esatto. Poi alle volte può essere che prenda il 2DP che è il discografico, Certo, alle volte il producer, però bisogna sempre fare un lavoro di squadra, no? Questo è il discorso. Allora io direi, Sì. Ascoltiamoci un disco di Modern House Ok. Records. Sì? right? Se vuoi introdurlo tu perché conosci Sì, bene gli ascoltiamo artisti, eccetera. questo pezzo che è di Raffaele Ciavolino, Let It Flow, mi ha dato molta soddisfazione, ci ha dato molta soddisfazione, è uscito a luglio ed è ancora in classifica, ha preso tutti i best of di ogni mese fino ad adesso e in più oggi tra l'altro ha preso il top Jack in House su Traxsource Wow. Bene. al 7° posto che insomma Traxsource Congratulations. Bene, bene. Well Thank done. you. Well done. È un pezzo che insomma dà funzionando. soddisfazione perché insomma la mia etichetta è fresca e stiamo parlando di un portale Traxsource che è di riferimento perché per chi fa l'house, ok? Quindi una bellissima posizione. Faccio i complimenti a Raffaele e sono molto contento Grande. che l'abbia dato a me questo pezzo perché poi bisogna anche dire che bisogna ringraziare gli artisti perché cioè, decidono loro a chi dare la loro musica, no? Io essendo anch'io produttore posso darla a te, posso darla a lui, però il fatto che lui l'abbia data a me, ha scelto Modern House piuttosto che altre label o anche fiducia. delle label grosse, molto più grosse, è una bellissima cosa questa qui perché... Allora, sì. lo lascio lanciare a te questo disco. Ce l'ascoltiamo insieme? Ok, Allora, ascoltiamo, vai col titolo del disco. allora Let It Flow di Raffaele Ciavolino. Modern House Records, ospiti Loris Altafini and Daniele De Marchi. Enjoy, streaming live dall'XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy.
That was a nice groove. That was a very, very nice groove. I really, really enjoyed it. Quando avete fatto uscire questo pezzo? Aspetta che ti il microfono. Ecco, vai. Questo pezzo è uscito a metà luglio, Ok. in esclusiva a Traxsource, perché io faccio sempre esclusiva a Traxsource 2 settimane, poi su altri 60 portali digitali, Beatport, iTunes e streaming, Spotify, iTunes e tutti gli altri, c'è una sessantina, non sono pochi insomma. That's fantastic. E ha avuto sempre ogni mese il best su Traxsource e tra l'altro mi dà molta soddisfazione perché Raffaele Ciaolino è uno dei produttori più conosciuti nella jacking, e il fatto che il suo pezzo più importante in questo momento sia con la mia etichetta è una soddisfazione, insomma, un Certo. valore aggiunto. Assolutamente. Tra l'altro anche lui ha la sua etichetta e devo dire che sforna dei pezzi bellissimi. Lui, come altri miei produttori, che posso fare alcuni nomi con cui lavoro spesso, Christophe Tigran, che è francese, anche lui adesso ha il pezzo fuori adesso, che è anche lui in classifica. Poi l'amico Paco Canizza, che anche lui è francese. Poi Corrado Alunni di italiani, certo. Feder Funk, che anche Federico ha molto seguito, anche lui ha 2 o 3 etichette che vanno molto bene. Poi tantissimi altri, adesso non voglio fare dei torti perché No, beh. sinceramente ne sono usciti Ma tanti. anche io guardando, insomma, il vostro rooster. Sì, il catalogo è molto... artisti, Sì, sì. uno è consistent, come si dice, consistente, lo siete... Sì, sì. non è che fai Uscite una release costanti. all'anno, Sì, sì. avete una produzione, una serie Catalogo. di release organica. E poi una palette veramente varia. Sì, si sta chiudendo un po' la forbice, nel senso che adesso cerco di lavorare con un gruppo selezionato di amici con cui ho stretto un rapporto di collaborazione e ogni tanto far uscire qualcuno di nuovo, dargli le possibilità di farsi conoscere. C'è un ragazzo che è qui di Marghera, per esempio Gianluca Giancosta, che è uscito la settimana scorsa, il mese scorso, con un bel pezzo. E poi ci sono anche altri che magari hanno dei nomi che nessuno dice niente, però hanno un trascorso come To Sleep Svanchi, Cirillo, Gianfranco Cirillo, scusa, che è uscito negli anni 90, che è con moltissimi progetti, tra cui Lady Violet. Ah, ok. I Certo. remember that. Sì, sì. Poi anche Michele Michizara, che è uscito No, con Sì. Waves of sicuramente Love. c'ho qualche disco di Lady Violet nell'archivio di là. Solo l'inbound, però. Sì, Yeah. vari personaggi, insomma, adesso non mi vengono neanche in mente tutti, però anche moltissimi stranieri, americani, spagnoli, messicani. Beh, i messicani fanno tantissime produzioni house, jacking house, sono molto in fermento loro. E questo gentleman qui invece, il buon Daniele De Il Marco. buon Daniele uscirà il 9 di gennaio, l'esclusiva su Traxsource, prima produzione del 2026, con la sua Mi dà traccia. questa responsabilità, hai capito? 2026. Dopo le ferie, prima botta. Esatto. Come la descrivi questa creazione che sta bollendo? Allora, il titolo dice un po' come Leon sdraiato, tipo, no, nel senso, Leon nasce dopo una serata di quelle potenti, come posso dire, no? Di quelle festaiole, nella quale per recuperare ho dovuto stare un po' sdraiato e quindi da qui nasce Leon, no? Sdraiato, è un po', come posso dirti, come sul mercoledì a Leoni, no? Che poi diventi... Questi i termini in inglese, dai, lo sai meglio di me. You need to, I don't know, rest, I guess. No, c'è un termine. Hangover. Hangover, Oh, yeah, esatto, non mi hangover, veniva sorry. in tempo. No. Esatto. Quindi da un hangover è nata poi questa... No, perché vedete, quando poi ti metti in studio e hai fatto una serata bella, no? In cui hai suonato tante cose e poi hai visto che il feeling del pubblico magari risponde con certi dischi e tu ti metti, a me non mi capita così, mi metto là nello studio che ho a casa
metto lì e comincio a crearmi un po' quell'atmosfera che infatti dentro il brano c'è anche un po' un semi-live sotto, se senti, ci sono delle persone che chiacchierano, no? Sì. Che è un po' anche lì, l'ispirazione deriva un po' anche da, se vuoi, da Revolution di Daft Punk, no? Che c'aveva quella parte lì con il sample così. Però in realtà voleva, siccome la matrice comunque era una serata in cui avevo proposto diverse cose funky e poi le avevo mixate con l'house eccetera, e quindi è nato questo brano che infatti racchiude un po' le due anime, quella house un po' più inglese come piace a me, con questi pad e questi tocchi così di synth che fanno la ritmica, e un groove molto, molto aggressivo, e poi questo sample di chitarrina funky che l'ho lavorato in maniera un po' particolare, un po' alla Daft Punk se vogliamo. L'uscita sarà in gennaio, dicevate, Sì, no? sì. E quindi Avete già un'anteprima che possiamo ascoltare o si può spoilerare? Se il boss dà l'ok, possiamo ascoltare. Certo, è già. Allora, vediamo se c'è nel Magic Archive di Modern Records che avete portato, perché allora sì, ci godiamo un'anteprima. Solo per XYZ però. Abbiamo una Sì, non l'ha mai sentita nessuno, viva non c'è nessun promo. community, diciamo così, di house music lovers, li definirei, e quindi sì, se non qui dove possiamo ascoltarcela, cosa ne dite? Bisogna. Ok, allora diamoci un bel ascolto. Questa è Lay On di Daniele De Marchi, che uscirà in gennaio su More Than House Music. Noi siamo in streaming live dal XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Take it all in.
What a track, man. What a track. Ok. So, Lasciami ringraziare perché come diceva Loris che lui ha il suo team di lavoro, insomma dietro un pezzo c'è chi lo crea ma anche chi crea il suono, e io devo ringraziare Guido Durante per il mastering. Ciao Guido, ti saluto. Ciao Guido, insomma lui è un ottimo curatore di suoni e dei mastering, non solo, è anche un ottimo produttore, infatti abbiamo il progetto Elwood Club insieme e ci vedrete insomma protagonisti in futuro anche con altre uscite, e comunque ci tenevo a ringraziarlo, insomma ha fatto un bel lavoro, insomma. Sì. È sempre anche un lavoro di team dietro. Sì, di collaborazione, di amicizia, di team, Anche perché Guido, insomma, anche lui un DJ di sì, esatto. Collezionista. Sembra sempre giovane, ma in realtà anche lui grande Guido. No, il bello appunto è questo, è crescere insieme con una passione, no? Che è quella della musica, che però negli anni poi vai ad affinare e vai ad essere sempre più capace e anche più competitivo, e quindi questo ti permette di accettare nuove sfide, insomma fa parte della vita e anche della vita musicale. Esatto. Insomma, quindi bravi. Ascoltate, allora se guardiamo al catalogo diciamo di Modern House Records che avete portato questa sera, che altri progetti così, perché cioè, la lista è praticamente queste sì sono infinita. un po' le ultime uscite, perché ormai siamo arrivati a 300, penso 310 già caricate. Mi dicevi, cioè, uscite praticamente una volta ogni 2 settimane, Sì, più o meno? adesso sì, a alcuni momenti ogni settimana, perché comunque il volume di release è tanto, e per rispetto dell'artista cerco di non farlo aspettare troppo tempo, perché comunque so cosa vuol dire stare in studio, avere un pezzo pronto e aspettare. Sì. E quindi lo dico già subito, bello, ma sai che esce, che ne so, aprile 2026, se vuoi. Nice. Ecco, posso fare una domanda io? Of course. Perché in questo è anche la difficoltà da parte del discografico, credo, perché Sì. tu devi un po' così fare un po' l'indovino e dire, boh, io se sto disco qua lo faccio uscire tra 4 mesi, qual è il parametro che tu guardi? Nel senso, guardi un po' le sonorità, se sono fresche, se potrebbero anticipare secondo il tuo modo di vedere quello che arriverà, perché aprile vuol dire primavera, quindi, sì, cioè, sì, ci sono delle sonorità, soprattutto sui pezzi un po' magari un po' più house rispetto che a jacking, che possono anticipare, che spesso è successo, ho detto questo è un pezzo estivo, con questa sonorità deve uscire a giugno, a luglio, ad agosto. Ci sono dei pezzi che magari si prestano più per la primavera e l'estate rispetto all'inverno. Poi guardo anche il discorso dei generi, se magari ho un pezzo garage cerco di incastrarlo tra 2 jacking, o se ho dei pezzi forti cerco di incastrarli tra pezzi magari non così forti, un po' più mellow, un po' più tranquilli, per bilanciare, perché magari è inutile far uscire anche i portali magari tendono magari un po' più a supportare le tracce, se le fai uscire un po' più, cioè loro arriva una valanga di roba. Io prendo sempre comunque come riferimento Traxsource, perché comunque per l'house il riferimento ormai oggi è Traxsource, cioè no. Poi magari c'è Spotify, ma Spotify è un po' più mainstream, un po' più per noi lab, producer, DJ, comunque di house, parlo sempre di house, per l'elettronica un po' più beatport secondo me, e comunque anche a livello di generi la deep su beatport è diversa rispetto alla deep su Traxsource. sì. Quindi cambia comprare senti diversa roba. Come ti dicevo prima fuori onda, succede che mi mettono delle release che magari sono uscite su Traxsource in jacking, me le ritrovo su beatport in house, no? Dico, il pezzo è lo stesso. Sono cose che succedono, comunque anche loro fanno fatica secondo me a star dietro a tutta sta valanga, sta mole di produzioni. Non è facile. Lì è proprio dove entrate in gioco. Cosa ascoltiamo? Perché c'è una strategia dietro, Sì, devi capire. un'architettura. Sì. Se facessimo uscire
6 mesi di bangers, Esatto. 6 mesi di chill, no, deve esserci un Ci giusto sono mix. delle dinamiche che bisogna stare lì dietro. Certo. Sì. Cosa possiamo ascoltarci Cosa di possiamo bello? ascoltare? Dalle ultime produzioni, magari questa di Maurizio Basilotta e MF Production, che sono due ragazzi con cui si collabora frequentemente, fanno delle bellissime produzioni, uno italiano e l'altro è svizzero. Nice. E hanno proprio la loro impronta, senti proprio che le produzioni sono loro. Un DNA Sì, unico. sì, come molti artisti come il Paco Canizza, il Christoph Tigran, il Federfunk, il Raffaele Ciavolino, tantissimi altri, Miki Zara o tanti altri che escono con la mia etichetta, hanno proprio la loro impronta. Questo è già uscito o sarà Questo è già uscito, è uscito un mese fa, poi un bellissimo pezzo, ma poi ne sono arrivato una valanga di produzioni e quindi è sceso un po' dalla classifica, però io dico sempre, quando un pezzo è bello sempre. E cioè, suona e sempre. suona sempre e non invecchia mai, quindi quando consiglio che do ai producer, i DJ, quando comprate qualcosa, non guardate solo le classifiche, cercate il vostro artista di Sound, è il riferimento, vostro sound. vostro sound. Sì. O la vostra label. O la vostra label, Esatto. soprattutto. Esatto, yeah. All right, so we are streaming live dall'XYZ Creative Center, new fresh production, the Modern House Music, ospiti Loris Altafini e Daniele De Marchi, take it all in.
Alright. Sì, dura sì. Beautiful vibes. Però beautiful vario, vibes. vedi? Yeah, Sì. very diverse. È un bellissimo pezzo questo qui, eh? È Grazie. incredibilmente versatile. Sì. Sì, Thank molto. you for sharing. Thank you. Ok, allora ci prendiamo un momento per ringraziare voi. Ci prendiamo un momento per ringraziare voi per il vostro supporto. Come sapete, noi ogni anno abbiamo, diciamo così, il piacere, un po' la missione anche di devolvere in beneficenza tutto quello che guadagniamo da questi bellissimi gadget o queste magliette, felpe, tutta la linea di clothing che trovate sul nostro sito mozero.xyz. Cliccate nella merch tab che trovate lì e tutto quello che guadagniamo lo dedichiamo e lo devolviamo all'AIRC per la lotta e la ricerca contro il cancro. È un qualcosa che ci sta a cuore, è un qualcosa che fa la differenza e music can go a long way. La musica fa la differenza nella vita di molti e voi, dandovi l'opportunità di così elevare le vostre giornate, i vostri hobby, la vostra quotidianità con dei gadget o con delle bellissime maglie, delle bellissime felpe, date una mano invece a una buona causa. Quindi se non avete ancora dato un'occhiata al nostro sito, andate su mozero.xyz, cliccate sul merchandise tab e help yourself. Grazie ancora per il vostro supporto. Alright, allora, che bell'episodio questa sera. Molto, molto. Davvero. Mi sento proprio a mio agio. Starei qui fino a domani. In hangover, Quando come sono, come sì, ho detto prima. quando sono in queste situazioni È tutta una ricarica. come si dice, è un effetto collaterale che molti, come si dice? Sì, si provano venendo qua. Sì, sì. Venendo qui. Sì. Del resto noi miriamo proprio a quello, creare un ambiente nel quale sia piacevole creare, In lavorare questo un insieme. applauso va fatto ad Andrea, insomma, perché sì, grande bravo Andrea. Andrea. Grande. Thank you, guys. L'idea è proprio quella, cioè il slegarsi da quello che può essere un tipico studio, perché qui come vedete questa è la room dalla quale facciamo live stream, ma la struttura è molto più ampia ed è ingegnerizzata, creata da zero proprio per creare un ambiente che stimola la creatività e non in quell'ora o 2 ore nelle quali si può trovare, ma anche per periodi molto più estesi, ecco, per settimane, Per creare. mesi. Sì. E non solo legate alla musica è al centro, ma diverse arti, no, che si muovono intorno alla musica creano quella magic chemistry, no? Dove la musica è il catalizzatore, ma insieme all'intersezione con altre arti creative, lì dove nascono progetti interessanti. Questo è proprio quello su cui ci focalizziamo ad XYZ. E poi chiaramente siamo ben felici di dar voce, dare spazio a progetti bellissimi come i vostri. Questo lo facciamo sempre, ecco, con tutto l'amore che ha proprio fondato questo progetto. Quindi grazie a voi invece di essere venuti. Grazie a come te ospiti. che ci dai lo spazio, perché è una cosa, condividere la musica, parlare di musica e confrontarsi è una cosa che secondo me per noi fondamentale. Infatti dico spesso, non state sempre in studio o dietro ai telefoni, ma andate in giro anche a conoscere gente. Ti presenti là. Io ho fatto con tantissime persone con cui ho stretto anche dei bei rapporti di amicizia. Sì, ma è fondamentale. I mezzi devono servire per raggiungere degli scopi, non devono restare queste cose insomma un po' fittizie, un po' dividere, no? La musica unisce, quindi troviamoci, parliamone, confrontiamoci, uniamo le forze. Non posso essere più d'accordo. Infatti la bellezza degli eventi che organizziamo qui ad XYZ, guardo Daniele perché insomma ne abbiamo fatti di recenti, è proprio forse la magia più bella è quella che è intorno poi alla musica, è quello che succede, no, in altre room di questo stabile, nel conoscere gente nuova, nello scoprire, no, il background di qualcun altro che non conoscevi, non sapevi da dove veniva, magari non parla neanche la tua stessa lingua. È vero. Io ho dovuto rispolverare abbastanza il mio italiano perché sapessi io l'inglese come lui, sono diventato più bravetto adesso, diciamo faccio meno errori, però è proprio quello, è da lì che nasce questa chemistry.
Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie Allora, a te. io direi, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa bellissima parentesi che abbiamo, no, che ci siamo così ricavati per questo episodio. Avete il piacere di condividere magari un ultimo pezzo? Che in qualche senso magari Pezzo tuo? racconta... Non ho portato. Io sono sempre uno l'abbiamo- altruista, penso sempre agli altri. Uno l'abbiamo ascoltato all'inizio che era un pezzone. Sì, è Sì. pezzone, sì. Daniele abbiamo Luca. Cosa dici? Perché qui veramente ce n'è da Sì, ce ne fare... sono tantissimi. Possiamo far sentire quello di Federico, Federfunk, People Everywhere, che esce la prossima settimana magari. Ok, that's a good one. Un'altra anteprima, insomma. People Everywhere. Sì. Ok. Vuoi dirci qualcosa riguardo a questo disco? Questo è un pezzo di Federico, un ragazzo bravissimo, un bravo produttore che fa Jack in House, come dicevo prima, ha le sue etichette, ha la sua identità e ormai ha la sua impronta. Di dov'è questo ragazzo? Lui è da Napoli, vicino a Napoli. Top. Sì, c'è molto fermento nella Ah, Tra zona. l'altro un saluto a tutti gli amici di Napoli perché abbiamo anche una forte community che ci segue, bene, bene. che ci segue da Napoli. Yam! Tu sei stato l'anno scorso Sì, a Napoli, sì, quindi fantastici. siamo molto Sì, legati sì. a questa città. Molto forte la città come propositiva con la musica, Sì. molto fermento, e si sente proprio anche nelle produzioni. E questa traccia uscirà la prossima settimana, sempre in esclusiva Traxos. Bene. È un pezzo Jack in House, nello stile di Federico, di Federfunk. This is lovely. Federfunk, People Everywhere, in esclusiva, condiviso da More Than House Records. Noi siamo in streaming dal vivo dall'XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Tune in.
Wonderful. Sai la cosa bella di questo disco qual è? Che ti fa sentire così a tuo agio. Potrei tranquillamente sì. potrei tranquillamente mettermelo in loop e continuare a godere. È quel groove, no? Di cui parlavamo anche. Che ti fa stare bene, sì. Che ti fa stare bene. Quindi bellissimo progetto, Sì. ottimo disco. Non vedo l'ora di Grazie, sentire cosa dirà, diciamo, ecco, sì. l'audience più larga, non so come dire in italiano, Sì, quando lancerete questo progetto. La prossima settimana hai detto che esce, no? Sì, la prossima settimana esce venerdì prossimo, quindi sì, già giovedì sera penso che sia disponibile. Dove sarà disponibile? Su che canali? Sempre su 60 e più portali di digital stores, streaming, tutti praticamente. Dove possiamo trovare i vostri progetti? Modern House Records e Daniele De Marchi. Dove sui social avete Sì, sui social, tutti i social praticamente ormai. Il vostro è? Modern House Rec, poi anche l'altra etichetta Modern Deep Rec su Instagram. Demo submission? Demos Modern House Rec @gmail.com. Ecco, perfetto. Semplicissimo. E tu Daniele? Io sui social miei, poi Daniele De Marchi DJ, sia su Facebook che insomma il vecchio Facebook esiste ancora. Sì. Instagram? Avrei ancora MySpace. E TikTok? È MySpace. TikTok. Anche sì, TikTok, ma per le nuove generazioni, ma sono troppi, cominciano ad essere troppi. Io devo fare i dischi, non devo stare Infatti. Dobbiamo fare le serate, Andrea, no? TikTok. It's good. Allora No, facciamo vabbè. così. Chiudiamo in bellezza questa serata. Ci ascoltiamo un ultimo disco di Modern House Records. Assolutamente. Concludiamo con una ciliegina. Cosa ci ascoltiamo? Ciliegina, possiamo andare verso l'house se vuoi, oppure possiamo ascoltare un pezzo molto tranquillo, molto ben fatto di Miki Zara, questo, Alright. che si discosta un po' dalle produzioni solite della label, ma a me piace molto perché è proprio un disco ben fatto in chiave house, un po' più mainstream secondo me. A me piace molto questo pezzo qui di Michele. Perfetto. Allora adesso ce l'ascoltiamo. Io vi ringrazio. Grazie a te. Per Grazie a esserci te, venuti a Andrea. trovare. Grazie. Daniele De Marchi in uscita in gennaio. 9 Loris gennaio. Altafini, Modern House Records, fantastici progetti. Grazie. Ne abbiamo molti altri che non abbiamo potuto ascoltare, ma insomma siete sempre benvenuti. Eventualmente ci si può riaggiornare più avanti. Grazie a te per la disponibilità. Assolutamente siete sempre i benvenuti. Un ringraziamento va anche a voi per averci seguito dal vivo questa sera. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro canale YouTube Mod Zero Official, i nostri social @Mod Zero Official on Instagram, Facebook e TikTok, e tutte le altre news le trovate come sempre sul nostro sito modzero.xyz. Questa sera concludiamo l'episodio di Off the Record con un altro pezzo di Modern House Records, una chicchetta. Rimanete sintonizzati per il prossimo episodio, ci rivedremo la prossima settimana con degli altri ospiti, con noi Pauls, il duo DJ da Conigliano. Giochiamo in casa questa volta. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao. Ciao.